Seconda corsa dall'Arcoveggio, una prova per 5 e 6 anni, non vincitori di 10.000 euro in carriera, una prova molto aperta, la quale favorito Bacaudi Casei, numero 8. Artan Halilai in sediolo, reduce da ottime prestazioni, una vittoria anche all'ultima uscita. Sono in 11 dietro le ali dell'Autostart che si mette ora in movimento. 1 Coralla Pell, Giuseppe Ferrante, 2 Carlotta Bru, Carmine Piscuoglio, 3 British Matley, François Conigliaro, 4 Camaro S, Simone Levakovic, 5 Cefalo Jet, Roberto Faticoni, 6 Coda di Lupo, Vincenzo Torrente, 7 Cayman dei Greppi, Loris Farolfi, 8 Bacaudi Casei, Artan Halilai, 9 Batiz, Antonio Greppi, 10 Cazzaniga Light, Marco Basile, 11 Caspian Mou, Maurizio Cheli. Autostart che prende velocità e stacca, problemi per Cayman dei Greppi. E al via Camaro AS, veloce, cerca di scavalcare Carlotta Bru, che prova a rientrare con l'ausilio della curva, bisticciano le due, insiste Camaro all'attacco di Carlotta che per il momento resta davanti, sembra volerci anche correre, Camaro che prova ad attaccare all'esterno, ne scaturiscono così 200 metri lottati in 15 e 1, rimane allo steccato Coralla Pell, ben partita con il numero 1 di steccato, che rientra a Cayman dei Greppi e si mantiene seconda alla corda. Rientra Camaro S e si mantiene seconda alla corda. 29,9 per i primi 400 metri di corsa. In seconda pariglia esterna c'è Cefalo Jet che precede British Matley in terza pariglia al largo, mentre il favorito Bacaudi Casei è terzo allo steccato con il problema di reperire la destra libera. I primi 600 metri se ne sono andati in rallentamento con Carlotta Bru che dopo lo strappo iniziale ha ripreso in mano, ma viene via British Matley dalla terza pariglia punta in avanti, portandosi in scia Caspian Mou. 1-1 per la metà gara di Carlotta Bru, che prosegue salda leader nei confronti di Coralla Pell, seconda in corda, Camaro S sempre di fuori, in terza corsia c'è British Matley, seconda pariglia al largo per Cefalo Jet, chiuso in corda c'è sempre Bacaudi Casei, il chilometro se n'è andato in 1:16,7, prova a insistere nella progressione British Matley, al momento rimane sempre una lunghezza avanti agli avversari Carlotta Bru, che a 400 metri dalla conclusione ancora in vantaggio, 1.200 in 1:32, Carlotta in vantaggio, insiste al largo Camaro AS, allo steccato Coralla Pell, poi Bacaudi Casei, sempre in terza ruota sul passo British Matley, 15,5 la piegata conclusiva, Carlotta Bru in vantaggio nei confronti di Coralla Pell che va al suo esterno, si fionda di dentro Bacaudi Casei, Coralla che attacca Carlotta, Coralla che tende a passare di dentro Bacaudi Casei, ma Coralla Pell ha rubato il tempo a tutti e vince nei confronti di Bacaudi Casei, al terzo Carlotta Bru. 31,1 ad arrivare, 1:16,7 il ragguaglio cronometrico, Coralla Pell, Giuseppe Ferrante per il training di Mirko Brevini e i colori di Lucia Pasqualini. Vince da seconda in corda, sposta in retta arrivo e nel finale brucia Carlotta Bru, che nel tratto ultimo è preda anche dell'attacco interno di Bacaudi Casei. 1, 8 e poi 2, l'ordine d'arrivo molto probabile della seconda dall'Arcoveggio con l'esultanza di Giuseppe Ferrante e Coralla Pell.